Invito quindi a salire su questo palco immaginario, è un palco comunque, Ciriaco Goddi, il primo, attenzione, un applauso per Ciriaco Goddi. E c'è Francesco Moni, ma sì, dividetevi qua. Come già annunciato dall'assessore Farina, Ciriaco Goddi è astrofisico, ricercatore all'Università di Nijmegen. Perfetto, lo so dire molto bene, ho imparato 5 minuti fa, in Olanda, associato appunto al MIT di Boston negli Stati Uniti. Pier Francesco Moni invece è fisico e studioso di fisica delle particelle al CERN di Ginevra. Mi chiedevo, ma voi fin da piccole avevate questa passione, chi per le stelle, chi per le particelle o gli atomi, o che so, siete diventati da grande... Dicete, da grande voglio fare l'astronomo, oppure da grande voglio inseguire quark, oppure questa passione è maturata negli anni, grazie magari all'aiuto di qualcuno, di qualche docente, che ha visto in voi il talento naturalmente e la passione per questi temi. Possiamo iniziare da Goddi? Buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi stasera. Voglio anche io ringraziare la cooperativa per l'invito. È vero che mi hanno rincorso, però non è che me la tiravo. È scoppiato il Covid, per cui l'evento è stato rimandato. Io la mia adesione l'ho data, insomma, però ce l'abbiamo fatta. Quindi sono qua. Ritornando alla tua domanda, di sicuro quando ero un bambino, ragazzo, crescendo ad Orune, l'astrofisico era l'ultima cosa a cui pensavo, neanche sapevo esistesse questo come lavoro, come professione. Non vi dico neanche cosa sognavo quando ero un bambino, il mestiere che volevo fare. Puoi svelarci, siamo tra amici. Sono un po' in imbarazzo a dire questa cosa qua, però... Se è una cosa porno, no. No, è il contrario. Volevo fare il sacerdote. Fino a 10 anni. Quindi già guardavi in alto. 10 e mezzo. E poi, insomma, quando incominciavo ad essere un po' più grandetto, verso gli 11, ho detto no, il sacerdote non fa per me. Pensavo di fare il camionista come mio babbo, che è qua, zio Pietro Goddi. Un applauso. Ho progredito un pochino, pensavo faccio l'ingegnere perché questo riscuoteva più successo con i parenti. Non con le donne. E invece no, non ho fatto niente di questo. La passione per l'universo e l'astrofisica è nata per caso, in realtà non lontano da qua, proprio a Bittimo. Forse molti di voi lo sanno perché mi hanno conosciuto negli anni 90, o forse l'avete sentito, però io ho fatto il liceo Michelangelo, ho frequentato il liceo Michelangelo Pira, e là credo fosse intorno al 93, e quindi avevo 17 anni. Trovai questi 2 libri nella biblioteca che mi praticamente aprirono la mente, mi cambiarono completamente la vita. Il primo era il bestseller di Stephen Hawking, dal Big Bang ai buchi neri, breve storia del tempo. E Stephen Hawking, uno forse dei divulgatori più famosi, migliori che abbiamo avuto in astronomia, in fisica in generale, descriveva in questo libro con un linguaggio molto accessibile, però anche in dettaglio, il modello cosmologico, l'origine dell'universo, concetti come lo spazio e il tempo, così come prescritti dalla famosa teoria della relatività generale di Einstein, però anche un ragazzino come me riusciva a captare questi concetti. Però non è il libro che mi ha sconvolto di più. Il secondo libro mi ha sconvolto ancora di più, che è meno noto. È un libro di Steven Weinberg, premio Nobel per la fisica, credo nell'88, o il 78 o l'88, 78. Nell'88 allora ha scritto il libro, ed era i primi 3 minuti. Lui sicuramente lo conoscerà a memoria perché parla esattamente della formazione di tutte le particelle elementari dal primo istante del Big Bang per i primi 3 minuti. Quindi il Big Bang è qualcosa che è successo più o meno 13 miliardi di anni fa, e questo qua mi ha scritto un libro sui primi 3 minuti, descrivendo tutta la formazione delle particelle
elementari, non tutte quelle che formano l'universo, perché poi si formano, certi elementi sono cucinati all'interno delle stelle. Comunque io sono rimasto scioccato, ho detto non so esattamente cosa significhi perché non avevo capito tutto, ho detto io ne voglio far parte di questo mondo, e da lì è maturata in me la decisione, vado a studiare non più ingegneria ma fisica. Folgorazione. Qualcosa del genere. Però devo aggiungere un'ultima cosa a questo aneddoto, che in realtà questi libri non li ho trovati per caso. In realtà mi sono stati suggeriti dal mio professore di fisica dell'epoca, Renato Giovanetti, e dal mio compagno di banco, Fabrizio Perez. E credo che molti di voi, se non tutti, insomma se siete adibiti almeno, conoscerete i personaggi di cui sto parlando. Io voglio dire che se non fosse stato per Renato e per Fabrizio, probabilmente non sarei qui oggi a parlarvi di astronomia o del progetto, perché probabilmente non sarei neanche un astrofisico. Grazie. Francesco, anche tu hai avuto un inizio di questo tipo o completamente diverso? Beh, allora, buonasera a tutti intanto, grazie per l'invito. Per me la folgorazione è arrivata un po' più tardi rispetto a Ciria, devo dire, perché al liceo avevo una certa passione per le materie scientifiche, però poi alla fine ho fatto lo stesso errore che forse mi ha evitato e sono andato a fare ingegneria. Quindi ho studiato ingegneria aerospaziale e già alla fine del primo anno mi sono reso conto che volevo fare qualcosa di più fondamentale. E quindi ho iniziato a interessarmi a argomenti teorici e piano piano mi sono spostato verso la fisica e quindi ho finito la laurea triennale in ingegneria e poi mi sono trasferito a fisica per fare la magistrale. Volevi fare il sacerdote anche tu da piccolo oppure? No, purtroppo no, volevo fare altro. Altrettanto stravagante. Altre cose. Non sono un grande astrofisico, però sarei stato sicuramente un sacerdote peggiore. No, però Francesco, immagino che poi, voglio dire, ci deve essere stata una scintilla. Sì, certo. Purtroppo il fatto che a quell'età, durante gli anni del liceo, in una comunità piccola come dici, è anche difficile esporre un ragazzo alle diverse possibilità che esistono. Certo. Quindi ti fai un'idea seriamente un po' limitata del mondo, ci sono delle professioni che ovviamente non capisci tanto bene, quindi vai verso delle materie scientifiche che sono quelle che ti interessano. Quindi avevo la passione per la tecnica, per gli aerei, eccetera, quindi ho fatto ingegneria aerospaziale, non rendendomi conto che forse la fisica era la cosa che volevo fare già da subito. Non mi sono pentito di averlo fatto, però effettivamente per alla fine, quindi per me è stato un percorso naturale, quindi già da subito i corsi universitari della fisica mi hanno portato ad appassionarmi per quelle cose, poi lì ho letto di più per conto mio e alla fine mi sono spostato completamente. È stato inevitabile. Ciriaco, entriamo non dico nel buco nero perché ancora no, però perché queste foto che avete scattato, che avete immortalato, sono così importanti per la scienza? Perché sì, ok, non è mai stato fatto una cosa del genere, stanno lì a 55 milioni di anni luce, molti non sapevano neppure che ci fosse un gruppo di scienziati che stavano cercando di fotografarlo, ma poi alla fine quando avete realmente prodotto la fotografia e questa foto ha fatto il giro del mondo letteralmente nelle prime pagine di tutti i giornali, tutti i mezzi di comunicazione, ci si è chiesti ma perché è così importante? Allora, magari permettetemi di dirvi molto brevemente, spero semplicemente, cosa sia un buco nero, così magari partiamo tutti dallo stesso livello. Il buco nero è una regione dello spazio-tempo, perché vanno sempre insieme sia spazio che tempo, dove si concentra una quantità di massa, di materia enorme in un volume molto molto piccolo, quindi la materia viene compresa a livelli che non possiamo immaginare. Immaginatevi ad esempio tutta la Terra concentrata in un pugno. Questo è il buco nero, questa è la densità di un buco nero. E l'attrazione gravitazionale, la forza di gravità intorno al buco nero è così alta che niente può sfuggirgli, neanche la luce, da cui prende il nome di buco nero. E questo è praticamente l'idea dell'esistenza di un buco nero, è un corollario, queste cose ve le devo dire perché torneranno durante la serata, è un corollario della
famosa teoria di Einstein, la relatività generale, che è una nuova teoria della gravità. Perché ci interessa la gravità? Ci interessa la gravità perché è la forza che governa l'universo, per cui capire a fondo la gravità è importante per capire a fondo l'universo. Ecco perché i buchi neri sono importanti. E questa teoria, questa nuova teoria che Einstein ha introdotto, che ha seguito quella di Newton, che era la teoria classica, la gravità non è una forza che attira i corpi, come uno si immagina, no? Come noi che siamo attirati a terra, oppure la terra che gira intorno al Sole. È più una proprietà che ha la materia, un corpo, di curvare lo spazio intorno. Quindi, non so come spiegarlo in maniera semplice, immaginate un lenzuolo, no? E 4 persone che tengono il lenzuolo sui 4 lati. Ecco, il lenzuolo è piatto. Ora immaginate di metterci una palla molto pesante in mezzo, il lenzuolo ovviamente creerà questa curvatura qua. Questo è qualcosa che succede anche intorno al Sole, intorno alla Terra, ma anche intorno a noi. Ovviamente l'effetto nel nostro caso è molto ridotto, non si può osservare, non si può vedere, ma questa è l'idea della deformazione. Il buco nero è un caso estremo, cioè tu praticamente continui a concentrare sempre più materia in un volume sempre più piccolo, la densità aumenta finché superi una certa soglia e si forma il buco nero. La soglia la chiamiamo orizzonte degli eventi. Una volta che passi quella, non è una superficie fisica, chiamiamola sì una soglia, una membrana, niente può tornare indietro. Quindi l'orizzonte degli eventi separa questo universo, dove stiamo tutti, da quello che sta dentro. E non possiamo sapere quello che sta dentro. Ed è importante capire i buchi neri perché sono una rappresentanza estrema, ovvero sono la nostra opzione di avere un laboratorio di fisica dove testare la gravità in una situazione di campo di forza estremo. Per cui se la teoria di Einstein non è l'ultima teoria della gravità, il posto dove potremmo testare, dove potremmo trovare una nuova teoria della gravità, anche una nuova fisica, sono i buchi neri. E poi anche perché hanno una qualche somiglianza, una qualche similitudine con l'origine dell'universo, perché il Big Bang era questa situazione qua in cui l'universo è tutto su un punto, condizioni di densità infinite, l'infinitamente grande, che è quello che studio io, e l'infinitamente piccolo, sono insieme nella stessa regione. Lo stesso succede nei buchi neri, per cui in un certo senso se capiamo meglio i buchi neri forse capiremo meglio l'origine dell'universo, che ovviamente è la domanda più ampia che ci possiamo porre. E quindi per questo per me è importante studiare i buchi neri come astrofisica. Poi ovviamente possiamo anche parlare insieme a voi e voglio anche sentire magari alcune delle vostre idee, se qualcuno ha mai pensato ai buchi neri, perché vi affascinano i buchi neri. Grazie Ciriaco, facciamo un applauso perché ha spiegato delle cose in maniera... L'abbiamo capita tutti, io devo capire, se lo capite vuol dire che... E Pier Francesco invece ogni tanto viene da pensare sì, le particelle, gli acceleratori, le ricerche sull'antimateria, tutte cose che per addetti ai lavori, per scienziati che a volte se la cantano, se la suonano tra di loro, argomenti quasi incomprensibili ai più. La domanda più banale che viene da porsi è in che modo queste ricerche migliorano o possono migliorare la nostra vita. Io poi una cosa basilare la so, per esempio, che non c'entra nulla con le particelle, però per esempio al CERN di Ginevra, forse molti non lo sanno, ma è nato il web, cioè quindi ciò che oggi ci consente di navigare internet è nato lì, perché poi è stata una cosa che è cresciuta, maturata e si è sviluppata grazie alla CERN di Ginevra. Però molti appunto si chiedono, al di là del web, perché è così importante il centro di Ginevra e perché è ritenuto il più importante al mondo? Okay. Fai fare un passo indietro. Anche tu. Purché non siano 33 quanti miliardi di anni fa, no? 13. Dunque, lo studio della fisica delle particelle. Ti prego solo una cosa, Sì. perché sennò non sentono. Adesso? Si sente ora? Sì. Ok. Lo studio della fisica delle particelle, sebbene tratti scale e distanze infinitamente piccole o energie altissime,
riguarda problemi che coinvolgono l'universo su scale cosmologiche enormi. Quindi fammi iniziare a provare a spiegare con un piccolo esempio come potete seguire. Magari con meno successo. No, Dunque, l'obiettivo della fisica delle particelle, della fisica teorica, alla fine è quello di capire, svelare le leggi dell'universo e di dare una formulazione quantitativa in termini di teorie matematiche più o meno avanzate. Quindi, cosa vuol dire questo? Se prendiamo un qualsiasi esperimento, una qualsiasi osservazione nella Terra, tra di noi, nell'universo, l'idea è di poter spiegare la dinamica di quell'evento, l'evoluzione in futuro, in termini di oggetti elementari, che chiamiamo particelle elementari, che non si possono definire bene con la nostra intuizione comune, richiedono dei concetti matematici un po' complessi per definirli rigorosamente, e queste particelle si comportano, interagiscono secondo interazioni fondamentali. Un piccolissimo numero, 4 per ora, sono le interazioni forti, per esempio quella gravitazionale e quella elettromagnetica. Quindi l'idea è che qualsiasi esperimento, qualsiasi osservazione si possa spiegare con queste poche leggi e pochi mattoncini elementari. Quindi per esempio qualsiasi cosa, la bottiglia che sta sul tavolo, se fossimo in grado di zoomare nella superficie di contatto, vedremo che i due corpi non sono effettivamente a contatto, sono in sospensione l'uno sull'altro a causa di interazioni di natura elettromagnetica, che spieghiamo con lo scambio di particelle elementari che si chiamano fotoni, che vengono scambiati tra i reticoli dei due oggetti che sono ricoperti da una nuvola di elettroni. Anche noi galleggiamo in sostanza. Esatto, il contatto non esiste. E quindi se andiamo ancora nell'infinitamente piccolo, anche in queste strutture qua, sappiamo che la materia è fatta di atomi. Adesso gli atomi sono fatti da un nucleo piccolissimo e da una nuvola di elettroni che è tenuta attorno da interazione elettromagnetica. Il nucleo piccolissimo è fatto ancora a sua volta da particelle più piccole, più fondamentali, che si chiamano protoni e neutroni, che a loro volta sono fatte da particelle ancora più elementari, questa volta indivisibili, che si chiamano quark. In particolare tutto quello che osserviamo d'occhio nudo è fatto da due tipi di quark, chiamiamo up and down. E questi sono tenuti assieme da un'interazione nucleare forte che è spiegata da una particella che si chiama gluone. Quindi da 5 particelle, che sono i due quark e l'elettrone, due particelle di interazione, il fotone e il gluone, riusciamo a spiegare la maggior parte delle cose che osserviamo in natura. Se a questo aggiungiamo la forza gravitazionale fondamentalmente, più altre pochissime particelle, molto simili in realtà a quelle che ho appena descritto, vediamo la maggior parte delle cose, in realtà spieghiamo con precisione altissima la maggior parte delle cose che vediamo nell'universo, quindi su scala infinitamente grande fino alla scala infinitamente piccola degli acceleratori di particelle. Hai detto la maggior parte, cos'è che ci sfugge ancora? Allora, il problema è che questa descrizione è incompleta, no? Qui ci sono dei fenomeni in natura che non riusciamo completamente a spiegare in modo rigoroso con questa descrizione. Queste sono, soprattutto se facciamo osservazioni nel cielo, quindi oggetti lontani. Per esempio non riusciamo a spiegare bene come la gravità si comporta a livello elementare di particelle, non riusciamo a spiegare bene una parte della massa che vediamo nell'universo, che la chiamiamo materia oscura, non capiamo di cosa sia fatta. Non riusciamo a spiegare bene perché l'universo si espanda e continua ad accelerare. Molto velocemente. Molto velocemente. A quanto viaggiamo? In termini di velocità non ne so, se magari non ho idea. Tipo qualche centinaia di migliaia di chilometri all'ora, così. Te lo faccio sapere. Okay. Ho fatto la domanda da tutti impreparati. E quindi per spiegare queste cose ci servono, dobbiamo sviluppare nuove teorie per capire queste cose, e però richiedono nuovi esperimenti, nuove osservazioni. E lì, adesso, a Ginevra, e qua sta il bello, perché molti di questi fenomeni, in realtà quasi tutti quelli che ho appena descritto, a parte probabilmente l'accelerazione dell'universo, dell'espansione dell'universo, possono avere una spiegazione a livello di particelle elementari, che vuol dire che ci deve essere una nuova particella fondamentale, più di una, che interagiscono in un certo modo che può spiegare quel tipo di osservazioni che per ora non capiamo. Quindi
per capire delle cose su scale cosmologiche, la cosa più naturale che fai è costruisci un microscopio infinitamente grande. È straordinaria questa cosa. Esatto, e questa è l'eleganza dell'universo, perché le stesse leggi che funzionano, che governano la natura nell'infinitamente piccolo, sono quelle che funzionano su stesse scale a livello cosmologico. Quindi l'idea è di, chiaramente, produrre queste particelle sulla Terra non si trovano in natura, quindi devi costruire in laboratorio. Quindi quello che si fa è accelerare dei fasci di particelle ad altissima energia, li fai scontrare, e nella collisione sondi la struttura della materia e la sua interazione, il suo comportamento su scale, su distanze infinitamente piccole. Quindi nel fare questo si riproduce la situazione di energia che riporta, almeno a livello delle leggi fondamentali che governano queste interazioni, quello che succedeva pochi istanti dopo la creazione dell'universo. E a queste scale, a queste energie, se ci sono delle particelle nuove che descrivono quel tipo di osservazioni che non spieghiamo, hanno un effetto osservabile, quindi siamo in grado di vederle, di capire. Ora, la cosa straordinaria è non solo che guardando chiaramente la materia su scale microscopiche riusciamo a dare delle spiegazioni su scale colossali, è che noi capiamo talmente bene la fisica, quella che sappiamo, quella che descrive i quark, gli elettroni, i fotoni, che in queste collisioni di particelle, che sono estremamente complesse, si creano centinaia di particelle che entrano nell'apparato sperimentale, riusciamo a capirle e descriverle con una precisione impressionante, anche a livello del percento riusciamo a descrivere la posizione delle particelle, quindi prevedere l'esperimento. Quindi quello che facciamo è confrontare le nostre predizioni teoriche con quello che succede in questi esperimenti complicatissimi, e il fatto che riusciamo a descriverle così bene ci permette di essere sensibili, quindi di notare dei piccoli dettagli che sono in disaccordo con le nostre teorie attuali. Quindi da quei dettagli può venire fuori un indizio su quello che può esserci oltre la fisica che conosciamo, e quindi spiegare potenzialmente quegli effetti, e quindi verrà fuori la scoperta. Agite un po' come degli investigatori privati, insomma, state indagando su cose, su misteri che probabilmente risolvete. Però prendiamo solo fondi pubblici, forse l'unica differenza. Quindi la seconda parte della domanda è un po' più complicata, cioè cosa serve questa ricerca per la società. Si è fatto sul pratico, insomma, alla fine, perché io una volta l'ho fatta una domanda del genere a un fisico, ma perché tutte queste ricerche vi incaponite a cercare l'energia oscura, a cercare di capire? E gli ho detto, beh, sai una cosa, prova a chiamare tua mamma col cellulare. Ho detto, perché? Tu pensi che senza molte delle scoperte della fisica, scientifiche che abbiamo fatto negli ultimi anni, tu non avresti in mano quel telefono, non potresti neanche chiamare tua mamma da una distanza di 100 km o dall'altra parte del mondo. E mi ha fatto capire che insomma poi le scoperte alla fine si traducono in qualche maniera, l'essere umano riesce sempre a trovare qualcosa di creativo per poter intervenire e trasferire quella propria conoscenza, le proprie scoperte a tutti, che siano per tutti i fruibili. Esatto. Quindi, come immaginate, lo scopo principale della ricerca fondamentale, per definizione, non è quello di creare tecnologie, no? O di avanzare la società, di innovare. Molto banalmente è pura curiosità. Quindi quello che guida la comunità scientifica a fare le ricerche di cui parliamo stasera è semplicemente scoperta e comprensione di fenomeni inesplorati, di strutture incomprese che possono essere naturali, come quelle che abbiamo appena discusso, anche astratte come matematica o fisica teorica spesso. Quindi l'unica forza che ci guida è quella. E questa forza è un po' parte della natura umana, no? Che ci mostra anche quanto, almeno per come la vedo io, con quanta eleganza l'uomo riesce a descrivere la propria percezione dell'universo, che è una forma d'arte da certi punti di vista. Quindi come l'arte non porterà nuova tecnologia, però siamo d'accordo che è una parte essenziale del mondo in cui viviamo. Ora, tuttavia un sacco di queste ricerche portano a enormi innovazioni che possono plasmare, cambiare completamente il mondo in cui viviamo, no?
mi piace sempre paragonare la scoperta scientifica a un neonato, quindi tu non chiedi mai qual è l'utilità di un neonato, no? Quando un bambino nasce ha un potenziale enorme davanti, può fare delle cose straordinarie, può fare niente o può fare delle cose terribili. È uguale quando c'è una scoperta scientifica nuova, lì al momento ovviamente sei felicissimo per la scoperta, però non pensi mai alle applicazioni, almeno non spesso. Quindi ha un sacco di potenziale davanti che puoi sfruttare. Però ci sono tantissimi esempi di ricerche fondamentali che hanno portato a degli avanzamenti tecnologici importanti. Per esempio, nel mio campo, un esempio penso naturale sia quello della meccanica quantistica. Meno di 100 anni fa Niels Bohr e compagnia che sviluppavano questa teoria, che era particolarmente assurda ancora oggi, ci servono anni per abituarsi a queste idee, non pensavano che questo dopo 80 anni sarebbe stato alla base di tecnologie come, anche meno di 80 anni, come i laser, quindi alla base della chirurgia all'occhio di precisione, o ottica quantistica, quindi anche i laser che entrano nel progetto del telescopio Einstein funzionano secondo questi principi, o altre cose come il computer quantistico che stanno costruendo negli ultimi anni e prima o poi entrerà in qualche modo nel nostro Sarà il computer più veloce di sempre, probabilmente. Sì, insomma, non so, però ha un sacco di proprietà Vabbè, sì. in cui battere. Noi siamo sempre terra-terra, Adesso- io ragiono terra-terra. Adesso è il computer paradossalmente più velocissimo. lento, però diventerà molto più veloce di quelli attuali. Oppure Einstein non pensava che la relatività generale, come spiegava Ciriaco, estremamente complessa, potesse portare alla creazione di un sistema di posizionamento globale come il GPS, no? Che funziona esattamente secondo leggi della relatività, senza la quale non potrebbe esistere. Ci sono un sacco di altre Applicazioni, applicazioni di questo tipo, per esempio la risonanza magnetica che di nuovo si basa su strutture quantistiche e cose di questo tipo. Quindi queste cose hanno cambiato, hanno sconvolto il mondo, no? Completamente. Poi anche cose estremamente più astratte, come per esempio delle idee matematiche anche dalle scienze computazionali che hanno portato per esempio tramite intelligenza artificiale a nuovi algoritmi di compressione dati, per esempio crittografia. Queste sono cose che entrano nella nostra quotidianità, Certo. inconsapevolmente, non lo sappiamo, ma esistono algoritmi di questo tipo, oppure anche concetti matematici come frattali che vengono usati per progettare le antenne dei telefoni. Devo dire anche Per cose verità. negative, diciamo che Molte cose, Anche il cose- potenziale c'è, poi uno